Amici di Fanner, buonasera dalla Ciriaci e benvenuti alla Serie A2 di Lega Calcio A8. Per il girone 4, ottava giornata, si affrontano la Lazio Calcio A8 e l'Atletico Pisana. Vi leggiamo velocemente le formazioni per l'Atletico Pisana. Con il numero 10 Barcaioli, con il numero 11 Celli, numero 2 Foffo, 7 Fortunato, 3 Lorenzo, con il numero 1 Opara, 9 Orlandi, 5 Tagliacozzo e 4 Verna. Lazio risponde con il numero 2 Amato, 9 Asta, con il 3 Aureli, 15 Avanzo, 17 Della Ciana, 4 Falasca, con il 18 Pagano, 16 Pomicino, 14 Porrega, con il numero 3 Quagliariello, numero 1 Silvestri e numero 11 Tiberi. Atletico Pisana in possesso del pallone. Ribattuta di testa la retroguardia biancoceleste. Rientra sul destro attaccante della Lazio, lontano dal bersaglio. Vieni adesso, vieni Vieni Edo, comincia a abbassarti. Rilancio con le mani. Ancora la Lazio in pressione offensiva. Buono il disimpegno. Sulla destra il capitano degli uomini in maglia verde. Buono il numero del numero 8 che entra in area. C'è un contatto. L'arbitro fischia ma comanda solamente un calcio di punizione dal limite. Oh Fanner, metti i gol, porca madonna che cazzo è niente. Oh sveglia! Quindi quando siamo al quarto minuto di gioco c'è una prima opportunità per l'Atletico Pisana. Un altro alla barriera, cazzo! Peppe! Porca puttana, entra la rietta con un uomo in barriera. Mister Patassini dà indicazioni ai suoi. 4 uomini in barriera. Un uomo toccherà per il sinistro. Va in questo momento però rasoterra, addosso alla barriera. Rilancio in avanti, ancora l'Atletico Pisana. Fallo, buono. Buona la sponda. Ancora il tentativo con la punta di Fortunato. Giro palla della Lazio. Quagliariello, il metronomo della Lazio, imposta. Palla sulla sinistra. Però buono il disimpegno dei verdi. Allora Orlandi porta palla, allarga sulla destra, attende il piazzamento dei propri compagni, da dietro a Tagliacozzo. Però l'arbitro interrompe il gioco, c'è Fortunato a terra, ha subito un colpo. Stiamo per riprendere, l'arbitro scodellerà e la Lazio restituisce sportivamente il pallone all'Atletico Pisana. Fortunato per il momento è fuori dal campo a ricevere le cure del caso.
Vediamo se riuscirà a riprendere. Dai. Postazione da dietro di Tagliacozzo, si appoggia al proprio capitano, buona la sponda di testa, si inserisce il numero 4 in aria, prova a proteggere il pallone, sfida tra numeri 4, alla meglio quello della Lazio che però rinvia sugli uomini in maglia verde, poi da lontano il tiro del capitano, c'è una deviazione molto pericolosa. Via sopra! Cazzo! Ci ha provato Barcaioli. Dai, gira un po', gira! Giro palla degli uomini in maglia bianco-celeste. Dai, vieni subito! C'è un contrasto. L'arbitro ha visto un'irregolarità subita da Falasca. Poi la palla dentro di Quagliariello non è controllabile da Asta. Ora Quagliariello prova a vedere qualche compagno smarcato, poi orizzontalmente sulla sinistra. Ancora il giro palla degli ospiti, avanza il numero 3, rischia un po', salta un paio di avversari ma poi va a perdere il pallone. Allora Barcaioli. Ora prova a mettere ordine Quagliariello. Serie di contrasti, poi si accontenta della rimessa laterale Foffo. Da quest'altra parte per Lorenzo. Entrambe le squadre molto corte sul campo, non vogliono concedere l'iniziativa agli avversari. Fino adesso il gioco ristagna centrocampo. Lorenzo, Barcaioli, buona l'apertura a destra, anticipo molto pronto, il terzino laziale. Buono il lavoro del numero 9, la palla poi arriva a Lorenzo. Ora Barcaioli con il destro da lontano, la conclusione del capitano, fantastica all'incrocio, ed è il vantaggio degli ospiti. Oh, l'abbiamo? Che dimo? Al 9° minuto quindi l'Atletico Pisana è in vantaggio. Siamo troppo bloccati. Vieni qua, alzali un pochino. Prova l'1-2. Asta ha subito un fallo, ci sarà quindi un calcio di punizione in favore della Lazio che prova subito la reazione. Sono Porrega e Quagliariello sul pallone, poi Quagliariello si allontana, rimane il solo Porrega che con il mancino andrà verso la porta difesa da Opara. Tre uomini in barriera schierati dal numero 1 in tenuta giallorossa questa sera. Si attende solo il fischio del direttore di gara. Porrega, ancora qualche disposizione da parte dell'arbitro. Mucchio in area di rigore, va Porrega con il mancino sulla barriera direttamente, prova a ripartire senza successo l'Atletico Pisana. Cross in mezzo, buono il controllo di Barcaioli che poi prova a trasformare l'azione da difensiva a offensiva, lo fa bene.
Però buono il rientro difensivo della Lazio. Chiedono un fallo quelli dell'Atletico Pisana. Non è di questo avviso l'arbitro, allora può ripartire la Lazio. Alzate un po', Flavio, alzate un pochetto. Alzate un pochetto. Ancora efficace il pressing. Dai Edo, più reattivo Edo. Palla che schizza tra i piedi di Fabrizio. Quagliariello in incursione sulla fascia sinistra. Lancio lungo del terzino destro a cercare i propri avanti in area di rigore. Ma su questi lanci fa buona guardia la retroguardia in maglia verde, scusate la ripetizione. Sventagliata verso il numero 4 che si autolancia. Si trattava di Verna. Trascina però la palla oltre la linea del fallo laterale. Quagliariello, un gioco pericoloso probabilmente, è così, da parte di Orlandi. Palla sulla sinistra. Serie di batti e ribatti all'altezza della tre quarti offensiva della Lazio, poi la conclusione da lontano, molto lontana dal bersaglio. Partita molto bloccata in questi primi 12 minuti. Tutto sommato è giunto occasionale il gol del vantaggio per l'Atletico Pisana, una conclusione formidabile del capitano. Ma per il resto si è visto davvero poco in zona offensiva per entrambe le compagini. Adesso rischia un po' il portiere della Lazio, in due tempi la sua presa. Più mezzo Fede! Salta bene il primo pressing avversario qui la Lazio, però deve velocizzare l'azione. Allora sbagliano però anche quelli in maglia verde. Errori in serie da una parte e dall'altra. L'ultimo è quello di Porrega che si trascina palla in fallo laterale. Buon lavoro di Aureli. Poi Verna fatica a girarsi. Alla fine appoggia un compagno di squadra, c'è fallo. L'allenatore della Lazio chiama un time out, vuole parlarci su. Evidentemente non è soddisfatto di questa prima metà di primo tempo da parte dei suoi. La partita comunque si mantiene piuttosto equilibrata. Ecco il time out, ci fermiamo. Gioco che è ripreso alla Ciriaci dopo il time out chiamato dalla Lazio. C'è un calcio di punizione in zona offensiva. Sarà il numero 4 Falasca ad occuparsi della battuta, anzi scusate è Porrega. Porrega tocca dietro per la corrente numero 8 Quagliariello con il destro, poco lontano dal bersaglio. Opara lungo con le mani Quagliariello. Buona la sua prova fino a questo momento. Prova la sovrapposizione dalla sinistra della Lazio, poi si fionda sul pallone il numero 3. Ancora Quagliariello, la Lazio adesso ci prova decisamente con un pressing, con una difesa molto più alta, però è sbagliato l'appoggio. Allora può respirare
Atletico Pisana da Barcaioli in avanti per Celli, fuori misura il passaggio. Fase della partita in cui la Lazio prova ad impostare, lo fa male però in questo momento, allora con il sinistro rientra Forza ragazzi, dai! sulla destra il numero 4, prova addirittura la conclusione Falasca, una via di mezzo tra un tiro e un cross. Lascia Quaglia! Si allontana dal pallone Falasca, lascia Quagliariello, sarà lui ad andare in mezzo. 3 giocatori della Lazio in avanti, uno di loro prova una spizzata, però non trova il bersaglio. Adesso l'Atletico Pisana vuole ragionare ma rischia un po' su questo pressing. Lorenzo in avanti. Ma ho capito, ma girate con la difesa, ma che? C'è un fallo ai danni del numero 2 Foffo. Ho capito, ma girate, santo Dio! Porco due, non parlate fra di voi, oh! Lorenzo adesso ha un po' più di libertà per avanzare. Da Lorenzo a Verna, ancora a Lorenzo. Barcaioli, la sventagliata sulla destra. Prova la ripartenza la Lazio, c'è un fallo. Una trattenuta ai danni di Tiberi. Bravissimo in interdizione Lorenzo. Attenzione però, si è liberato Quagliarello con il destro, non lontano dalla porta protetta da Opara. Va bene, va bene, va bene. Dai, Lancio lungo. Palla centrale pericolosa ma efficace. Adesso una serie di batti e ribatti, c'è un fallo, regola del vantaggio. Numero 9, l'Atletico Pisana rientra sul destro, prova la conclusione. Contrata. Barcaioli. Ora Celli subisce il fallo. Attenzione, Celli si gira con il mancino. Niente da fare. Guarda che palla, guarda che palla. Attenzione, fatica a tenere il pallone in campo. Retroguardia biancoceleste, ce la fa però. Adesso può ripartire con Falasca che però sbaglia tutto, consegna la palla al numero 4 avversario, si tratta di Verna che sbaglia. C'è stata una deviazione sul tiro di Verna, è lo stesso numero 4 a battere il corner. Bella la traiettoria arcuata dall'altra parte, poi Celli con il destro strozzato. Rischiato in questa occasione la Lazio di subire il gol del raddoppio. Orlandi lotta sulla linea mediana, poi porta la palla fino quasi al fondo campo sulla destra, guadagna una rimessa. Buono il lavoro di Orlandi in protezione. Foffo dietro per un compagno che tenta la conclusione. Barcaioli di testa, consegna la palla a un giocatore avversario.
Vai, girati. Quagliariello, la palla dentro, prova a girarsi, il numero 9 ancora Quagliariello, poi la palla dentro, Sibila vicino al palo protetto da Opara. Opara a lungo a cercare Orlandi, molto buono il lavoro di Orlandi, protegge ancora il pallone, salta un paio di avversari, rientra sul destro ancora Orlandi, ribattuto. Barcaioli, l'Atletico Pisana, quando prova ad attaccare dà la sensazione di rendersi sempre pericolosa. Verna, attenzione, la sovrapposizione di Lorenzo, buona anche questa trama di gioco. Ottimo il numero, attenzione, del giocatore biancoceleste che ha subito fallo. Sulla sinistra, tre quarti offensiva, la sventagliata, fuori misura. Ancora Orlandi, buonissimo il lavoro di Orlandi, chiede l'1-2 a Celli, anche Celli protegge benissimo il pallone, cerca il proprio mancino che è il suo piede preferito, però ne ha due addosso, allora Barcaioli si ricomincia da dietro. Lorenzo ha subito il fallo, Lorenzo. Barcaioli, cerchio di centrocampo, Barcaioli, Celli sulla destra, c'è il fallo, tackle scivolato, ci sarà anche cartellino giallo, intervento in ritardo. Sembrava poter arrivare primo sul pallone il giocatore della Lazio, invece la velocità di Celli ha indotto al fallo il giocatore avversario. Atletico Pisana che in questa seconda parte di prima frazione sta giustificando gol di vantaggio con una prestazione difensiva piuttosto solida, una sensazione continua di pericolosità offensiva. Barcaioli adesso in mezzo, conclusione altissima. Quagliariello, anzi scusate, questo ovviamente il Quagliariello, il numero 8, buona la sponda in questa occasione, poi si lotta, il tiro in diagonale del numero 2, poi sul pallone vanno in due, alla meglio però la retroguardia in maglia verde. Aveva provato Asta, capocannoniere dei biancocelesti, con 7 gol, ben 7 gol realizzati. Saranno 2 minuti di recupero. Due e mezzo quindi in totale alla fine del primo tempo. Quagliariello, c'è un uomo libero da quest'altra parte. Si tratta del numero 4, bellissimo il cross in mezzo, poi la ribattuta della retroguardia, Quagliariello con il sinistro ancora contrato. Bellissimo il cross di Falasca a giro. Ancora pronta la retroguardia dell'Atletico Pisana. Falasca si propone sulla destra, lo ignorano.
Azione pericoloso questo disimpegno, perde infatti palla l'Atletico Pisana, ancora la Lazio sulla destra con Falasca, subisce un brutto colpo a gioco fermo, aveva infatti già fischiato l'arbitro. Con questo calcio di punizione con ogni probabilità si andrà a concludere il primo tempo. Opara sistema con cura la propria barriera, 4 uomini a proteggere il primo palo, altri 3 in mezzo all'area. C'è Quagliariello con il destro pronto a partire, va adesso, prova il tiro a giro, non lontano dal bersaglio. Giriamoci! Ci stai Matti? Oh Matti, ci stai? L'arbitro ha già il fischietto in bocca sul rilancio di Opara, lascia ancora giocare, consulta il cronometro, proprio in questo momento dichiara la fine dell'ostilità per quanto riguarda il primo tempo. Atletico Pisana è in vantaggio per 1-0 sulla Lazio. Si riparte. La Lazio è ad impostare con il numero 14. Lancio in profondità. La sponda in mezzo. Opara blocca sicuro. Rilancio lunghissimo, prova la sponda Orlandi, poi Verna in avanti. C'è Silvestri. Ancora l'attacco dei biancocelesti. Si gira bene in questa occasione. Numero 14, poi il tiro centrale. E la ribattuta. Dalla rimessa direttamente in mezzo, poi Verna sbaglia, tentativo con il sinistro, la ribattuta di Opara, ancora la Lazio in proiezione offensiva, ancora in mezzo, serie di batti e ribatti, il quarto tentativo in pochi secondi di tiro verso la porta avversaria, niente da fare. Quagliariello giostra bene il pallone, adesso ci sta provando la Lazio con continuità. Quagliariello ancora in avanti, prova a liberarsi Asta, il bomber laziale. Sbagliata la sponda in questo caso di Quagliariello, uno dei suoi rari errori in impostazione. Attenzione, l'inserimento molto buono di Barcaioli che si libera, va sul mancino, ci prova, viene ribattuto. Atletico Pisana che quando salta il primo pressing della Lazio trova praterie davanti a sé. Oh dai, tempo cazzo La rimessa, Celli. Rilancio della Lazio, ma ci sono solo uomini in maglia verde, Barcaioli nello specifico, in avanti per Celli. Ora Celli dietro per Lorenzo.
Dai, metti questa piede, cazzo! Buono l'anticipo di Celli, poi provvidenziale l'intervento di un difensore della Lazio. Palla ancora centrale per Orlandi, che ha provato la conclusione con il destro. Davvero bella, ma ribattuta. Ancora in proiezione offensiva l'Atletico Pisana, che vuole il raddoppio. Non è d'accordo però la Lazio, che prova adesso a ripartire. Asta controlla un pallone difficile, però è andato in profondità il suo compagno di squadra. Lui voleva l'1-2. È Asta però che caparbiamente torna sul pallone con un fallo. Vieni però. Palla dentro. Attenzione, subentra Orlandi rientra, attenzione, forse c'è un fallo, proteste della panchina dell'Atletico Pisana. Ancora Orlandi, stavolta al cerchio di centrocampo, trova davanti a sé Celli, che vuole il sinistro, poi rientra sul destro, ancora Celli, incespica sul pallone, recupera il pallone, ancora di nuovo Celli. Atletico Pisana che ha chiesto un rigore. Lorenzo ha subito un tocco in aria, non sappiamo l'entità però, fosse davvero meritevole di un calcio di rigore oppure no. Adesso il rilancio dei biancocelesti, non c'è nessuno però in avanti. Provano adesso a salire sulla rimessa dell'Atletico Pisana. Quagliariello. Meglio sta sponda, meglio. C'è una trattenuta. Girate, Fede! Meglio sta sponda, Edo, va bene, dai, raga. Non serve la guaglia, abbassala un pochino. Buonissima la sponda di Orlandi, anzi scusate, sì, era Orlandi e Celli adesso in possesso di palla, si libera di un avversario, è costretto però ad andare sul fondo. E ancora Celli che subisce un fallo, non poteva ottenere di più in questa situazione. Bravissimo Celli, bravissimo Orlandi, bravissimi gli attaccanti dell'Atletico Pisana che riescono a far salire la squadra in ogni occasione. Sarà naturalmente Barcaioli a battere, va con il destro Barcaioli sulla barriera, poi sulla ribattuta ancora è Barcaioli. A Silvestri, buona la protezione del pallone, parte del numero 16, poi il lancio in avanti, può ripartire l'Atletico Pisana, il tentativo da lontano di Celli. Corner di Verna. Rientra sul mancino il numero 5. La parata ancora di Silvestri che si fa trovare pronto. Palla arretrata per il numero 14.
Se ne rischia molto la Lazio adesso indietro, perché Barcaioli, Celli ed Orlandi sono pericolosi nell'1 contro 1. Quagliariello, ancora Quagliariello, ci prova con il destro da lontanissimo. C'è un fallo. Alzate pochi! Alzate pochi! Alzate pochi! Vieni in mezzo! Ancora una palla recuperata efficacemente da Orlandi, che però la riperde. Adesso si combatte veramente su ogni pallone, come se fosse l'ultimo. Fallo del numero 2, Foffo. La Lazio sulla destra, un giocatore a terra, si rialza, però l'azione è ormai sfumata. Al rilancio l'Atletico Pisana. Poi Celli con il sinistro, ancora lui è il primo ad avventarsi sulla palla vagante. Colpo di tacco, il numero 8 laziale. Ancora il contropiede l'Atletico Pisana, è Celli a giostrarlo, poi da Lorenzo a Barcaioli. Buona. Riparti. Riparte la Lazio. Fatica però a trovare spazi, una volta varcata la metà campo, ci prova adesso con il numero 16 che tenta una conclusione diretta all'incrocio, fa buona guardia a Opara. Palla in mezzo, c'è un fallo in attacco visto dall'arbitro. Allora da Opara a Foffo, non c'è pressing, allora può ragionare Foffo, cerca Orlandi, anticipato però, forse adesso un po' di stanchezza, il destro da lontano all'incrocio, gol fantastico e trova il pareggio la Lazio al minuto 39. Dai raga, dai. Celli, la sovrapposizione di Verna. Allora si va da quest'altra parte, Lorenzo che poi cerca ancora Celli. Contrasto efficace di Foffo, palla centrale però per nessuno. Può ripartire la Lazio sulla destra. Fase della partita concitata, molto importante. C'è appena stato il pareggio della Lazio, adesso tutte e due le squadre ci credono. Soprattutto la Lazio che ha appena realizzato il gol del pareggio, ovviamente. Quagliariello sulla sinistra. Ancora il lancio di Quagliariello che trova libero il proprio attaccante con il sinistro. Questa era un'ottima occasione. Dai Daniele, va bene Dani! Forza!
Orlandi prova addirittura lui ad impostare, lo fa bene, trova Foffo, palla centrale per Barcaioli, cerca l'1-2, palla in mezzo, Celli si gira sul sinistro la palla e c'è il gol dell'Atletico Pisana che trova il nuovo vantaggio immediato con Celli ed è 2-1. Porca puttana! È mancino! Questo è acqua detergente. Dai, su! Forza! Dai, Flavia! Forza! La Lazio aveva appena fatto in tempo a festeggiare il gol del pareggio. L'Atletico Pisana è subito tornata in vantaggio. Siamo al 42esimo minuto di gioco. Ne mancano quindi 8 più recupero alla fine dell'incontro. L'Atletico Pisana conduce per 2-1. Partita maschia, partita agonisticamente davvero godibile, non tante occasioni, ma due squadre che stanno mettendo tutto in campo. Adesso ancora Orlandi che dà filo da torcere ai suoi avversari e guadagna una rimessa sull'out di sinistra, zona offensiva, se ne occuperà Barcaioli che serve Orlandi. Ora Orlandi raddoppiato, va sul fondo, riesce a mettere la palla in mezzo. Silvestri fa buona guardia. Ancora una palla recuperata in avanti da Celli con il sinistro. Buono il numero 8, si libera sulla sinistra, rinviene su di lui Foffo, gli concede però il corner. Ci prova la Lazio, ci crede. Palla in mezzo, c'è una ribattuta di un uomo in maglia verde. Attenzione, scatta il contropiede dell'Atletico Pisana, vince un rimpallo Foffo, poi però non può nulla, deve rientrare furiosamente in difesa perché c'è un attacco della Lazio, il tiro da lontano. Para con le mani preciso. Barcaioli da lontano coglie una clamorosa traversa. Barcaioli, un tiro molto bello. Tutte e due sono andati, oh! Tutte e due sono a fallo alla difesa! Tutte e due sono a fallo attacco, cazzo! Adesso discussioni in mezzo al campo per un fallo fischiato dall'arbitro in favore degli ospiti, che ricordiamo quando siamo giunti al 45esimo minuto di gioco conducono per 2-1. Adesso la conclusione da lontano ribattuta dalla barriera. C'è Lorenzo sul pallone, guadagna una rimessa laterale. Palla dentro per Celli sul mancino e coglie ancora l'angolino alla sinistra del portiere Silvestri e fa 3-1 per l'Atletico Pisana.
Lazio che si riversa subito in attacco per cercare di riaprire questo incontro che momentaneamente la vede in svantaggio di 2 segnature. Attenzione, Celli scatenato, rimessa per la Lazio. Pomi. Il rilancio lungo sbagliato da parte di Lorenzo. Prova positiva del terzino sinistro dell'Atletico Pisana. Adesso la Lazio deve affrettare i tempi perché mancano poco più di 3 minuti alla fine della partita e sono 2 i gol di svantaggio. Quagliariello adesso centralmente, palla dentro, tentativo con il mancino del numero 18, Lazio che si mantiene in attacco, anticipo secco di Lorenzo, può partire la ripartenza, l'Atletico Pisana subito fermata, ancora la Lazio in avanti, va a puntare il suo diretto marcatore. Rimessa laterale, Quagliariello punta l'uomo, lo salta, ne salta un altro, chiede l'1-2, ancora Quagliariello. Bella l'azione del numero 8, ma nulla di fatto. C'è un controllo con il braccio da parte di Orlandi. Lazio ancora in avanti, un paio di sovrapposizioni. Spalle alla porta. Circondato da un paio di avversari che hanno la meglio, va al rilancio lungo, Foffo trova una deviazione, trova anche una rimessa, fa respirare i suoi. Atletico Pisana che adesso sembra più in controllo. Questo lancio preda i difensori biancocelesti, provano ancora un assalto, tentativo dalla lunghissima distanza, fuori misura. Opara andrà ancora a lungo. Secco l'anticipo del numero 2, c'è anche una trattenuta, ci sarà un calcio di punizione in favore della Lazio. Sarà il solito Quagliariello ad occuparsi della battuta. Una delle ultime occasioni per la Lazio per rientrare in partita, sotto 3-1. 2 uomini in barriera per l'Atletico Pisana, va Quagliariello con il destro a trovare l'incrocio e a riaprire la partita quando siamo al 50° minuto di gioco. Recupero, signore. Adesso la Lazio ha il recupero di gioco a disposizione per provare a trovare un pareggio che sarebbe davvero insperato per come si era messa la partita. Adesso un passaggio fuori misura che permette all'Atletico di recuperare la palla e andare con la rimessa laterale. Lancio lungo in avanti. Prova a proteggerla Barcaioli, guadagna un'altra rimessa che fa salire i suoi.
Lancio lungo, Lorenzo è riuscito a tenerla in campo, Verna con uno sforzo prova a tenerla in campo a sua volta ma non ci riesce. Allora prova ancora un altro assalto la Lazio, tutti dietro ad eccezione di Orlandi, quelli dell'Atletico Pisana. Quagliariello da lontano con il destro. Stai là, stai là, stai là, stai là, stai là. Opara lungo, bravissimo Orlandi, tiene la palla, poi va alla conclusione, Silvestri ribatte, poi Celli, fuori misura. Quagliariello ancora dietro, c'è un fallo, ci prova ancora la Lazio, uno degli ultimi assalti forse. Palla sulla destra, rimessa laterale ancora in zona offensiva per la Lazio, la palla dietro, palla in mezzo, un solo minuto di recupero tra le proteste della panchina della Lazio, un minuto concesso dall'arbitro, la palla in avanti, è solissimo Celli che sceglie di controllare, calciare verso la porta e trovare il gol che chiude l'incontro. 4-2 per l'Atletico Pisana. Si riparte, ormai siamo agli sgoccioli, l'Atletico Pisana ha trovato il quarto gol, quello che con ogni probabilità ha chiuso ogni discorso. Ancora un tiro da lontano, la Lazio che con orgoglio prova ancora a lanciare in avanti, ma niente da fare. E proprio in questo momento il direttore di gara dichiara chiuse le ostilità. L'Atletico Pisana ha battuto la Lazio per 4-2.